Allora oggi è una giornata straordinaria, fantastica per me perché sono a casa di un amico, di Domenico Michelet. Domenico Michelet è un personaggio conegliano conosciuto perché è nato a Conegliano e dopo un periodo in Argentina è tornato a Conegliano e ha fatto impresa a Conegliano, ecco perché è molto conosciuto. Ma la cosa straordinaria è che è nel 103esimo anno. Lui quest'anno compie 103 anni. Domenico, buongiorno. Buongiorno, sì. Cosa mi dice dei suoi 103 anni? Io ho sempre lavorato, non sono mai stato disoccupato. Ho sempre lavorato, ho cominciato a 10 anni a fare il bel coso, il garzone barbiere. Dopo, Questa è una novità, quella del barbiere. Cioè, da piccolo lei ha iniziato a fare... perché mia mamma era stufa di vedermi andare in giro, perché mi diceva che devo fare il charlatan e allora mamma andava a lavorare. E prendeva reddito di cittadinanza. Sì. Io bisogna sgobare per ciapparli. Dopo di finire la quinta elementare, mamma andava a fare al garzone alimentari. Alimentari. Negozi alimentari e là ho cominciato a lavorare bene, siccome che mi ero sveglio a fare i conti e cose, io non mi inciampevo mai, ero sempre a posto. Tanto è vero che ho fatto un caporuffo con un figlio, perché a scuola ha fatto un problema. E quando il maestro le passava a guardare, e i problemi erano tutti i compagni. E allora ha domandato chi è stato che ha copiato. E lui che è stato lui, e mi ha detto che copia a me. Ho detto no, ti senti che ti ha copiato a me, ma in ogni modo niente. E ho detto che te in fuori io ti consumi per le feste. Ecco, anche allora c'era chi copiava, ma non era Domenico. No, non c'ero mica che copiavo, non avevo bisogno proprio, ero sempre uno dei primi che portavo il problema in cattedra, no. Non avevo bisogno insomma di copiare niente. Lei, Domenico, naturalmente è figlio della Prima Guerra Mondiale, cioè finita la Prima Guerra Mondiale, dopo 2 anni, nasce lei. Il 24 novembre del 1920. E 20. Sì. E poi le scuole, naturalmente, poi diventa grande. No, sono restato orfano a 8 anni. È morto mio papà a causa della guerra che è stata. Era stato prigioniero in Germania, là si sa come chi mania, vero? E io sono venuto in casa che era ammalato e al caso, come 8 anni è morto. Mi ricordo ancora, ero sentato su schiena fuori in l'orto. E mi viene in casa mia mamma e mi dice, guarda, tuo papà è morto. È la conseguenza naturalmente della guerra. Sì. Ma Però lei va a scuola, cresce. Sì, ho fatto fino alla quinta elementare. E poi lavora. E poi diventa adulto. E poi anche lei va in guerra come papà. A 19 anni mi ha chiamato sotto militare.
ho fatto 5-6 mesi qua in Italia e poi mi manda in Grecia, mi manda in prima linea e sono qua per miracolo, perché siccome che ero radiotelegrafista, avevo sempre la cassetta della radio, sempre io a me, e dormivo insieme con e a notte si mette in mezzo a due rocce un teo sorata e si sta là serendo. Che a mattina, tutte le mattine, si metteva davanti alla porta degli uffici della fanteria. E che mattina io ho detto al mio amico, l'ascoltavo, ti vai in rifugio, che mi sto qua, tengo il collegamento da qua, sotto con l'artiglieria. E difatti sento un colpo che non me lo smenterò mai, come da vicino. Questo Sacramento cosa è successo? Salta fuori, vado che non c'è la guardo, vedo al posto dove che sembrano alti con la radio, era il colonnello Longo di Stirà secco. Ecco, vedete la capacità di Domenico di ricordare praticamente di 80 anni fa, quello che è successo 80 anni fa. Sì, ma come si fa a smettersi, oddio, buono? È per quello che io dico, gli anziani sono patrimonio dell'umanità. Sì, ma Guai non ascoltare quello che hanno loro da raccontare, perché viene diretto dalle loro esperienze. Sì, ho fatto tanta strada a piedi e tanta strada a piedi, perché si era sempre a piedi. Pensate che Domenico l'ho incontrato 2 o 3 giorni fa col suo carrettino che faceva un giro da solo dell'isolato e da lì è partita l'idea di fargli un'intervista, perché un uomo di 103 anni, facciamoli compiuti, siamo nell'anno dei 103, che sia così vivace, così autosufficiente, così lucido, merita di essere ascoltato. A me non ho nessun problema. Le adesso che sono qua sentata, che sono stracca a star sentata. Ecco, Perché lui vuole correre, vuole andare in giro. Sì, a me mi fa tutto il giro da qua, su, arrivo giù al contadino e torno in giro per qua, no. Allora poi quando è finita la guerra è rientrato e ha iniziato... Finì la guerra, aspetta. Quando che è finita, mi sta là in prima linea, sono stata cosa, dopo è finita da 3-4 mesi e dopo tutto a piedi fino a Misurungi. Misurungi mi ha caricato sulla nave e mi ha portato a Samos, l'isola di Samos. Ma raccontiamo un po' quando è rientrato da Samos, quando è rientrato in Italia. No, sono andato prigioniero in Egitto. Ah, ecco, mi mancava l'avventura. Prima le donne e poi la prigionia. Dopo prigionia. A pagare quello che ha combinato con le donne. No, non avevo proprio che gran pensieri, proprio no. E là in prigionia stiamo anche abbastanza bene, c'è tanto spazio da giocare, da cosare, da scendere a fare la spesa la mattina nei mercati dei cose inglesi, scendevi in due, ma dopo si aggregava al terzo, perché due fai la spesa per mangiare altri e il terzo porti la spesa per cui che era a casa. Allora fate
prigionia vellutata. Sì, sì, c'era sempre, sempre a giocare, non era mai stato mal, ecco, mi sono sempre passata allegro, mai avuto pensieri, mai pensieri, E poi è neanche, rientrato nel 1945, dunque dopo, era già a casa? è circa, sì, nel Circa nel 45 ero a 45. casa. E riprende la sua attività, quella che era... Ma mi ha costato. Prima di tutto perché non avevo proprio il mestiere. Sono via che avevo 20 anni beh, certo. e ho cominciato con una stanzetta in piazza dentro, là in fondo di un appartamento, avevo una stanzetta e mi sono messo a lavorare là. Per Dopo, conto proprio? sì. Per conto proprio. A fare l'elettricista. Fare l'elettricità, sì, ma mi avevo studiato tanto anche l'elettricità. Avevo anche fratelli che parlando, erano elettricisti, che parlando ho imparato tanto. Dopo, aspetta, ma dopo. Ma lei un piccolo racconto della sua vita che ama ricordare. Lei tutta compagna, non ho problemi, non ho avuto problemi, insomma, mi sono sempre tirata fuori ben, ecco perché finale sono andato qua con Ian che mi ero messo con mio fratello, che lei era elettricista, ma non ero d'accordo. E allora sono andato a Cave del Predil, in miniera, a fare l'elettricista, però sempre il mio mestiere. Da là i pensai di chiudere la miniera e ora mi ho telefonato in Argentina. Ah, ecco, ma mi mancava il Ecco, pezzo sì. dell'Argentina, sì. Sono andai in Argentina in 4, come che ne camminai ancora. Mi tocca, Aveva già la bambina, sì. sì, Ah, la signora, due ne aveva già, due, quando è sì, andato in un'altra è più Argentina. vecchia. E, e sono andato a fare l'elettroauto. L'elettrauto. Era un italiano per l'elettroauto e dell'elettricità sapevo tutto, non correva che cosa. Se ho parlato, non so se un paio di mesi, un dia vengo a casa e mi ha detto guardi che là in fabbrica dei motori gli domanda un uomo, un specialista, che cosa, cioè mi ne intendevo. E ora bon, dico andrò a vedere. Sono andato, era un ufficiale, un capitano italiano che l'aveva sta fabbrica. E ora che ho detto, ma ingegnere, ma cosa avete da farmi? Perché lui mi dà paga, sì, ma mi se non so. Lui là quel reparto là, dei avvolgimenti e motori, è lui che tende là, gli dà lavoro a loro e dopo la prova dei motori e tutte le cose. E ha avuto una bella soddisfazione aver fatto. Sì, sì, E quanti sì. anni è stato in Argentina? 9 anni. 9 anni in Argentina. Senta, poi rientriamo a casa. Sì, quando lei pensa di essere alla fabbrica dei motori e mi dico là a casa, dico, ma che cosa facciamo noi qua? Se mi c'era la fabbrica dei motori, meglio che andiamo in Italia, mi pianto per là, per conto mio e basta. Infatti sono tornato su, mi sono piantato
messo un negozio in via, negozio, laboratorio e cosa in Bordeaux, subito dopo il Puntiglio. Mhm. Ho cominciato là. No, prima cominciavo con me fratelli in cosa davanti ai Mone, davanti al Collegio Immacolata. Ecco, dopo il Puntiglio e dopo comunque ha fatto E dopo diversi il anni di Pontiglio, dopo il attività. Pontiglio l'hanno a Conegliano sono stati a trovare lavoro e sono andato su a Cava del Predi, miniera. Allora, sta bene. Dopo parlé anche là di sera, allora andammo in Argentina. In Argentina, quando sono tornato, mi sono piantato qua a Conegliano Mhm. e ho fatto bene perché ho lavorato, ho comprato qua e ho comprato lassù dove che sta Sofia adesso. Ma lei oggi cosa consiglierebbe ai giovani? Di lavorare e non pensare a mi fai anche 10-12 ore lì, ne ero. Non è che in fesse 8 feste, che ne ho fatti anche a feste. Perché tante volte diceva, ma Sacramento non mi ha sempre lavorare. E ora scendeva, li portava fuori qualche volta, li portava a spasso loro. Manco male. Bene, io direi di finire questa intervista, però senza dire non ne facciamo più. Il prossimo anno ne facciamo un'altra Sono più e vecchio. ci racconta ancora qualcosa della sua vita. Io però un insegnamento da Domenico l'ho avuto anch'io, pur non avendo più 20 anni. L'insegnamento che ho avuto da Domenico è la sua positività, cioè lui ha parlato dall'inizio della sua vita, delle sue esperienze, ha parlato di cose belle, lui cose brutte non ne ha viste, non ne ha avute. Ma a me non neanche mai ciappato, niente, ti smentighevo, insomma, no. Non dico, robe brutte, non, mi pare di non averne mai. E questa è una bella cosa. Ai giovani ha consigliato di lavorare Sì. e di farsi una vita con grande orgoglio e naturalmente ascoltando quelle che sono le indicazioni del patrimonio dell'umanità, che sono gli anziani. Ciao Domenico e alla prossima volta. Grazie, grazie.